Per guida ai campionati, al termine della partita con il Bassano abbiamo Greta Ponte, Greta assist nella prima uscita, tripletta nella seconda con la Primavera e oggi esordio con la prima squadra. Un inizio di stagione favoloso per te. Sì, non è male, mi sono trovata bene con la squadra e che mi ha permesso appunto di giocare bene. E l'esordio una grande soddisfazione per me, ringrazio il mister che mi ha dato questa possibilità. L'anno scorso a Pordenone, quest'anno sei decisa di trasferirti qui a Vittorio Veneto. Sono dunque moltissimi i sacrifici che dovrai fare per arrivare qui a Vittorio Veneto. Cosa ti ha colpito perciò di questa squadra, di questa società e perché hai scelto Vittorio Veneto? Innanzitutto l'organizzazione, fin dal primo momento quando ho parlato con Sergio, Giovanni e Cinzia, mi è piaciuta la loro sincerità e la loro disponibilità. È un sacrificio, ma per me questa è la mia passione, quindi faccio questo e altro. Un bel paio di tiri in porta per te, uno a fil di palo. Come giudichi la tua prestazione e quella della squadra? Quella della squadra buona, si vede che è una squadra unita, che deve ancora crescere, ma sono contenta dei tiri in porta perché di solito faccio un po' di fatica. Ci è mancato il gol, ma ci continueremo a provare con grande grinta e disponibilità. Grazie Greta. Grazie a voi. Tatiana Manente, Tatiana, l'anno scorso anno il Bassano si è salvato tranquillamente. Tanti nuovi innesti anche dal Trevignano quest'anno, come la vedi te, come la vede Favero che ha detto in settimana che ci crede benissimo, come la vedi te dopo anche questa amichevole di oggi col Vittorio Veneto? Allora, sicuramente avremo da lavorare, insomma abbiamo iniziato dal 20 intorno al 20 di agosto, è la terza amichevole che facciamo, insomma con una squadra come il Vittorio che insomma, è in Serie A e l'anno scorso ci ho giocato contro anche col Trevignano in Serie B e insomma la vedo una società molto strutturata, sicura di quello comunque che sta facendo. Io ho scelto Bassano perché lo vedo, insomma, ha un progetto, ha delle grosse ambizioni e spero insomma, anche di, adesso incrociamo le dita, magari anche di fare comunque qualcosa di buono e di salire anche insomma, di categoria come il primo anno che ho fatto in Serie C al Trevignano. Quindi insomma speriamo, sono fiduciosa come ha detto la mia compagna Mila Favero. Qual è il tuo giudizio sulla gara, sulla tua prestazione e sulla prestazione del Vittorio Veneto? Il Vittorio sicuramente ha una marcia in più, nel senso parlo anche a livello nel senso fisico e a livello mentale, sicuramente rispetto a noi. E noi penso che insomma possiamo sicuramente fare meglio. Oggi noi eravamo contate anche noi e tante ragazze non potevano esserci oggi, quindi abbiamo giocato anche con molte persone fuori posizione rispetto a quelle che dovrebbero giocare. E rispetto alla mia, nel senso magari un gol potevo evitarlo, però penso che ci hanno dovuto anche a diverse incomprensioni comunque dovute al fatto che non avendo mai giocato comunque insieme a delle compagne c'è bisogno di capirsi e di trovare comunque secondo me il giusto equilibrio e penso che insomma con le partite possa arrivare benissimo, non penso sia quello il problema, meglio qui che durante il campionato. Grazie mille. Grazie mille a voi, ciao. Mister Maniero, questo Bassano l'anno scorso una salvezza tranquilla. Favero in settimana ha detto che ci crede per questa squadra. Dopo questa amichevole, che giudizio puoi dare? Effettivamente oggi non posso dare un giudizio perché stranamente la squadra era molto rattoppata perché abbiamo parecchie ragazze che lavorano il sabato pomeriggio. Il che vuol dire che veri titolari ce n'erano 6 per il momento. Però il giudizio è buono perché abbiamo tenuto tutto il tempo, sia il primo tempo che il secondo, a dispetto che eravamo in 13. Abbiamo cominciato da 2 settimane, il che vuol dire che siamo ancora molto indietro a livello fisico. Però non mi dispiace e anzi è stato un bel test, cominciando a vedere squadre di fronte che giocano a calcio. Questa è la cosa importante. Quindi come hai visto questo Vittorio Veneto? Sicuramente lo vedo molto bene, l'ho visto molto bene soprattutto sui movimenti. Dopo non so se era tutta la prima squadra perché ho visto parecchi giovani, però corrono e sanno già dove andare, smarcarsi bene, perciò penso che e mi auguro e anche un augurio che faccia molto bene nella prossima Serie A, insomma.
affronterete nuovamente il campionato di Serie C, come potrà essere secondo te? Ma secondo me, tanto ho sentito ieri che è stato ripescato il Vicenza, che secondo me era la squadra più titolata per andare in Serie B, visto le ultime 2 stagioni. Io l'anno scorso ho fatto la rappresentativa e ho visto un po' di squadre in giro. Come organico siamo messi bene, solo che vengono da parecchie squadre e perciò bisogna metterli insieme. E questo è un augurio che nel prossimo mese, visto che ho ancora un mese al campionato, ci sarà da lavorare, ma mi auguro che saremo fra le prime, insomma, ecco. Grazie mister Maniero. Grazie a voi e buon campionato. Adriana De Martin, Adriana, primo gol stagionale su con il Wacker Innsbruck, primo gol in Italia del Vittorio Permac, oggi con il Bassano. Sì, è sempre bello trovare gol, soprattutto per un attaccante, quindi sono contenta. Non mi è piaciuta tanto la prestazione di oggi, potevamo far tanto meglio, però vabbè, serve tutto per imparare, capire come concentrarci di più sulle partite e speriamo di far meglio la prossima volta. Dopo le amichevoli contro Verona e Tavagnacco è stato fondamentale ritrovare la via del gol. Beh, sicuramente sì, contro certe squadre è difficile, abbiamo avuto poche occasioni, quindi abbiamo tirato poco. Queste partite servono per noi attaccanti, per i centrocampisti, per trovare il gol, per cercare la porta e tirare, servono sempre. Francesca D'Arosso in settimana ha detto: quest'anno ci vuole una massima serietà e massimo impegno. Condividi l'idea? Eh beh sì, senza l'impegno, il lavoro, la serietà e tutto in Serie A non si va da nessuna parte, quindi cercheremo di dare il massimo in tutte le partite e soprattutto negli allenamenti per poter portare a casa punti importanti. Dopo l'esclusione della Torres in Serie A è stato ripescato il Bari, resta comunque un campionato impegnativo secondo te? Beh sì, non è che per una squadra cambi il campionato, certo la Torres aveva una storia alle spalle, una grande storia, ha vinto tanto, quindi mancherà sicuramente, però anche il Bari ha disputato l'anno scorso il campionato di Serie A, quindi ha già esperienza e non sarà di sicuro una squadra facile. Grazie Adriana. Grazie a voi.